Porto Marghera, il serpentone dei tir fermi alla banchina dei Mulini e in via del Commercio. Accanto a loro il doppio picchetto della delegazione dei 150 lavoratori sui 500 dipendenti diretti degli oltre 10.000 portuali con gli indiretti. Tutti in sciopero unitario, promosso da CGIL, CISL e UIL, il primo della 3 giorni proclamata per la prima volta da 30 anni a questa parte. È una cosa che non succedeva da molti anni nel porto di Venezia, perché i lavoratori portuali, soprattutto della nuova compagnia lavoratori portuali, sentono minacciato il loro lavoro da una proposta che fa il presidente dell'autorità di sistema portuale. La proposta, in modo tecnico, viene spiegata così. Il bando per l'assegnazione del lavoro di manodopera dell'articolo 17 è scaduto a 3 anni e ci hanno presentato un bando. All'inizio volevano farlo solo di 2 anni, una cosa assurda, mentre le concessioni vengono date per 25 anni, per poi dirottare verso sì, forse un 4+4, ma con dei paletti che minano la nostra sicurezza sul lavoro. All'atto pratico manca una certezza del lavoro, dicono i portuali. Non c'è un programma, non c'è un futuro, non c'è qualcosa di solido, tutto campato in aria, tutto buttato là. La proposta di bando dell'autorità portuale per sindacati e lavoratori metterebbe a rischio stabilità, sicurezza, certezza e tutela degli stessi rispetto a un sistema che finora aveva sempre dato garanzie di continuità, seppur con delle pecche. Per questo siamo scesi in lotta. Lui ci ha fatto questa proposta, poi l'ha modificata, ma non ci ha dato niente di concreto e nessuna garanzia e noi dobbiamo lottare per averla, perché il bando di gara è giusto farlo, lo prevede la legge, ma vogliamo anche avere certe rassicurazioni che ci permettano di pensare al futuro di questi lavoratori. Indetta a Venezia per la seconda giornata di sciopero una conferenza stampa del presidente del porto di Blasio nel percorso di confronto con organizzazioni sindacali, terminalisti e compagnie, peraltro già tenuto una decina di giorni fa. Non è stato un incontro, per la seconda volta è stata un'audizione, diciamo una chiacchierata che non si è risolta bene, perché ovviamente quando c'è un'audizione non c'è un verbale di quello che si è detto, quindi non c'è stato un vero e proprio incontro.